agenda per mercoledì 3 dicembre. Prosegue la mostra Paolo Di Paolo Fotografie ritrovate. L'esposizione è allestita a Palazzo Ducale a Genova, un appuntamento culturale da non perdere con orari 10-19. Continua anche la mostra Moby Dick la balena. L'evento è ospitato sempre a Palazzo Ducale a Genova dalle 10 alle 19. Fino all'8 dicembre nella sala della Torre Civica a Chiavari la cooperativa sociale Sentiero di Arianna, in collaborazione con il Centro per le Famiglie Tigullio, presenta la mostra di ceramiche Trame concrete. L'esposizione di opere in ceramica realizzata da giovani adulti con disabilità nell'ambito del progetto Arte sarà inaugurata alle ore 10:30 e resterà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 15:30 alle 18:30. Oltre alla mostra sono previsti anche diversi laboratori. In occasione dell'inaugurazione dell'ufficio di prossimità di Rapallo Santa Margherita Ligure è stata organizzata una tavola di confronto dal titolo Insieme per fronteggiare la fragilità sociale alle ore 11:30 in Piazza delle Nazioni numero 4 a Rapallo. Ad intervenire varie figure, tra cui la sindaca Elisabetta Ricci. Corso di psicologia con Antonio Balsamo che affronta il tema della giustificazione di sé nella sala Liverlara di Via del Pino a Chiavari dalle 16:15 alle 17. Carlo Martigli presenta il romanzo del piccolo Messia alla Biblioteca Serbandini Bini in Piazza Ravenna a Lavagna. L'appuntamento è alle ore 17:30 e sarà introdotto da Michele De Rosa. Doreen Cunningham, in dialogo con Marzia Fontana, parlerà del canto del mare. Questo appuntamento, parte della rassegna Nel cuore del mare, si terrà a Palazzo Ducale a Genova a partire dalle ore 18. Alle 20:30 al Teatro Gustavo Modena in Piazza Modena 3 a Genova San Pier d'Arena, Roberto Latini presenterà la sua versione di Antigone. Con questo spettacolo proseguirà il 21° Festival dell'Eccellenza al Femminile, ideato e diretto da Consuelo Barilari con schegge di Mediterraneo. Al Teatro Ivo Chiesa di Genova andrà in scena alle 20:30 lo spettacolo Re Chichinella, un libero adattamento da L'Ocunto dei Licunti di Giambattista Basile, scritto e diretto da Emma Dante.